Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 13 novembre, puntata ricca di ospiti, puntata dove diamo il buongiorno al nostro Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno, volevo subito dire a Bilancizio che si è dimenticato un 30. Esatto, così, non siamo Fabri. 101. Fabri. Da me ci si può aspettare questi errori, ma non da te. Scusa. L'hai detto tu, io non ho detto nulla. Cioè, abbiamo iniziato la puntata con l'autobullismo, quindi va bene. No. Oramai stiamo arrivando a questi livelli, dai. No, assolutamente. Beh, Ti vuoi anche sono togliere il cosciente, gusto di farlo? Va bene. No, va bene. Tutto a posto. Prepariamoci che oggi ci vediamo mattina e sera, lo sai questo? Non vedevo l'ora, guarda. Allora, salutiamo anche Magico Cagliari, salutiamo Faccio, ben trovato, e Marco ci fa subito una domanda. Buongiorno ragazzi, ci potesse dare le precisazioni sullo stadio, il passo di ieri della conferenza dei servizi e i prossimi passi? Grazie a te Marco. Ma allora, in realtà la situazione è abbastanza semplice, nel senso, se vi ricordate, quando avevamo fatto l'ultimo aggiornamento era più o meno giugno o luglio, non mi ricordo di Luglio, preciso. no, luglio. Luglio, vero? Sì. Prima di partire in ritiro. Sì, esatto, poco prima. E ci fu quella riunione, quella doppia riunione, prima in prefettura, in prefettura e poi in comune, no, al contrario, prima in comune, poi in prefettura, comunque insomma, perché cambia poco. Relativamente allo stadio, con il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, i rappresentanti del Cagliari, rappresentanti della FIGC e quant'altro. E si diceva all'epoca, cioè una volta approvato il PAUR, quindi chiuso il PAUR, definita quella procedura, quella di valutazione di impatto ambientale, quella che si chiamava prima così, dal punto di vista burocratico-amministrativo i passi erano praticamente conclusi, cioè mancava soltanto l'ok definitivo appunto da parte della conferenza dei servizi su questo. È arrivato il via libera, tra l'altro anche cercando di sentire e ricostruire un po' attraverso, dopo aver ascoltato le varie parti in causa, è andata benissimo, nel senso che ci si aspettava forse un po' più di tempo, qualche giorno in più di ritardo, invece al primo colpo, cioè il primo giorno della riunione è arrivato subito l'ok definitivo. E quindi abbiamo visto poi il post del sindaco di Massimo Zedda, una notizia attesa da 10 anni e tutto. Perché? Perché chiaramente ora l'iter amministrativo si è definitivamente concluso. Ok? Quindi adesso cosa succede? Succede che il Cagliari dovrà ultimare il piano economico finanziario, che verrà certificato, il termine tecnico è asseverato, ma nel senso è certificato da Unicredit, che quindi è l'istituto
bancario che in qualche modo appunto garantisce per il Cagliari. In questi giorni, in queste settimane, sono giorni e settimane di riunioni costanti sul tema stadio tra Cagliari e Milano, tra il club, Deloitte che è l'advisor, che appunto il club, ma non solo il club, quasi tutti i club oramai d'Italia utilizzano per questo tipo di faccende e di questioni sì. e di operazioni. Quindi, una volta che il piano economico finanziario, ricordiamoci, il costo al momento è di poco più di 180 milioni di euro IVA esclusa, quindi 180 milioni più IVA, Esatto. quindi fatevi il calcolo, fondamentalmente si sfondano facilmente i 210 milioni di euro. E, una volta che il piano economico finanziario verrà ultimato, sarà poi presentato e sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale, che dovrà far partire di nuovo l'ultima valutazione, quindi si dibatterà in Consiglio, anzi, prima in Commissione, poi in Consiglio. Se arriverà, come io credo, a quel punto, cioè io non penso che il Consiglio Comunale di Cagliari fermerà insomma, non approverà il PEF L'iter, presentato esatto, dal sì, Cagliari, a quel punto allora finalmente davvero saremo pronti a commentare, a raccontare anche il lancio della gara d'appalto internazionale per la costruzione del nuovo stadio. Al momento, se io devo dare la mia impressione, ora l'ostacolo principale sarà riuscire a recuperare tutti i famosi 180 milioni più IVA. esatto. Questione economica. Sappiamo essere in piedi il contributo del pubblico, quello del privato, però c'è quel delta, quella distanza Sì. tra quello che al momento era l'investimento del privato e il totale, che dovrà essere trovato, io credo, ovviamente attraverso l'utilizzo di strumenti bancari, cioè fondamentalmente, ecco, detto in maniera molto Certo. semplice ed elementare. Ok. L'obiettivo del Cagliari è quello di chiudere entro il 2025 il PEF, così a gennaio 2026 da andare in aula a Palazzo Baccaredda. Secondo me, se il PEF va in aula in massimo 2 settimane, secondo me poi verrà approvato, e poi da lì Sarà ci tutto sarà il l'iter. tempo, tutti i tempi tecnici per il discorso della partenza della gara d'appalto per la costruzione dello stadio. Quindi questo è più o meno diciamo l'iter. Beh, sì. l'iter è questo. Poi chiaramente si vende Ha capire ragione 180 Pietro, grande certo. Pietro. Manca 150, dai Pietro, non siamo avidi, Ma allora, poi c'era il discorso relativo ai 25.000 e 30.000 di capienza, dove comunque ci sono delle richieste da parte dell'UEFA, dove il Cagliari ha dovuto aumentare la richiesta dai 5.000 posti aggiuntivi per poter essere idoneo alle richieste da parte dell'UEFA. E in chat, nella chat degli abbonati, c'è stato diciamo, varie idee, tu immagina, sono stati 1.000 commenti che io ho perso, però sempre bella, bella operativa. Sul discorso relativo, ma 30.000 posti non sono troppi per Cagliari, a 25.000 si poteva riempire di più. C'era il discorso relativo prezzi, ma aumenteranno, diminuiranno. Io il discorso che facciamo andare avanti quest'iter, dopo che si concluderà tutto quest'iter, perché io finché non vedo per come sono fatto io parlo solo dopo che l'iter si è concluso. Io penso che comunque il vecchio Sant'Elia aveva anche 50.000, 60.000 spettatori, eh. Quindi non penso che ci sia una problematica di riempimento. Poi si dice che si arrivi a quella situazione lì. Stadio nuovo, tante situazioni diverse. L'europeo che non è così scontato, attenzione, non è così scontato, però diciamo che come tempi il Cagliari è più avanti rispetto ad altre città. Assolutamente, quindi questo è sicuramente un punto di forza. Mi viene a pensare a Firenze qual è la situazione. Non sono molto contenti, ecco. Però non servirà solo per il calcio. Sarà un polo dove comunque concerti, eventi, insomma qualcosa che nella città manca, possiamo dire questo.
Quindi Sì, sì, ben sì, venga poi tutto, e l'evoluzione, ben venga, assolutamente. per quello che dice Pietro, ma quindi devono rifare la gara d'appalto, rimane Sportium. Sportium è il consorzio scelto dal Cagliari, ehm, dal soggetto, no, che prevede costruttore, che prevede Cagliari, Costim, appunto Sportium e via dicendo, ma siccome non è un affidamento diretto alla costruzione dello stadio, devono poter partecipare anche altri. Ecco. Certo. Quindi fondamentalmente il discorso è quello. Cioè, in linea generale potrebbe anche non vincere il Cagliari la gara d'appalto, ok? Il soggetto che rappresenta il Cagliari e via dicendo. In linea generale è una gara internazionale, quindi questo è. Però è chiaro che insomma, la situazione è abbastanza delineata da quel punto di vista. Sul discorso della capienza e quant'altro, è chiaro che il fatto che lo stadio sia legato a doppio filo in questo momento alla questione Euro 2032, insomma, è importante perché è ovvio da quel punto di vista che insomma, se l'Italia riuscisse a vincere insieme alla Turchia, ricordiamo, la candidatura è mista, anche in questo caso la gara con le altre nazioni per poter ospitare quegli europei, difficilmente Cagliari riuscirebbe comunque a essere una delle città ospitanti. Ma il discorso è quello di inserire comunque Cagliari all'interno di quel progetto per poi beneficiare di tutta una serie di misure economiche volte appunto alla creazione di nuovi stadi in vista dell'europeo. Quindi penso sinceramente che il discorso della capienza sia veramente un dettaglio da quel punto di vista. Ora il vero nodo sarà riuscire a trovare la totale copertura finanziaria per l'opera. Quello è. Quello è il nodo. Quello è il nodo vero, vero, vero. Poi 5.000 in più o in meno, vi dico sinceramente, quello secondo me cambia poco, perché poi per me riusciresti anche a riempirlo, magari non ogni domenica, però in una situazione del genere puoi creare tutta una serie di situazioni diverse per riuscire a sfruttarlo al meglio, ecco. Allora, c'era C'era un altro commento e poi chiudiamo, questo sulla demolizione dello stadio che viaggia su eccolo binari qua. paralleli. È la prima cosa, cioè non si può costruire se non prima si demolisce. Quindi all'interno di tutto c'è prima la demolizione e poi la ricostruzione. Ecco, questo era Anche importante perché il contrario era specificarlo. difficile, però era giusto No, beh, specificarlo. certo, no, perché vabbè, nel senso che comunque le due cose sono strettamente interconnesse, ecco. C'è facile che dice che forse Kirksey potrà finalmente giocare a Cagliari. Fiducia, fiducia, pazienza, fiducia, fiducia, pazienza. Renato, era proprio quello il discorso. Ancora non è chiaro chi pagherà la differenza tra i 210 milioni necessari per ora e i 50 messi dalla regione. Work in progress. Vedremo. Mi piace ritornare su questo vecchio detto che facevo a luglio. Questo è proprio work in progress. Però diciamo che bisogna assolutamente apprezzare l'avanzamento. Ok? Se si può entrare e riuscire, si può anche costruire e demolire. Giusto, Gianluca? Comunque, Grazie a al te, di là di Marco. tutto, il discorso centrale è l'Italia ospita gli europei, ci sono 5 città, perché erano 10 originariamente, ma mischiate con la candidatura unica con la Turchia diventano 5. Teoricamente la federazione potrebbe anche scegliere Cagliari, intendiamoci, non vorrei che poi passasse il messaggio sbagliato. Io dico, per me, secondo me è difficile comunque che poi venga scelta Cagliari, per tutta una questione, come ben sapete, di trasporti, Di organizzazione. infrastrutture e organizzazione collaterale. Con 10 secondo me si poteva fare tranquillamente, con 8 città si poteva fare tranquillamente, con 5 la vedo un po' più grigia, però tutto è possibile, ecco. Cioè, il discorso è che poi è quello. Cioè, la gara è tra
le città che poi dovranno ospitare perché probabilmente mi sono espresso male, la gara è tra le città che dovranno poi ospitare, le città italiane che dovranno ospitare l'Europeo, e Cagliari fa parte di quelle delle città possibili, ma Perché sono 10. il mio Però personale parere è che Cagliari poi alla fine non verrà comunque scelta. bisogna Questo è. vedere anche le tempistiche delle altre città. Esatto, quello che dice Sergio è quello che dicevo prima, cioè lo stadio è di proprietà del comune, cioè questo è così, Questo poi sì, lo sicuro. darà in concessione, questo è chiaro. Quindi vedremo. Poi, solito discorso, se questa situazione dello stadio nuovo, a norma e quant'altro, fosse già sulla penisola e non in un'isola, Cagliari sarebbe sicuramente molto avanti rispetto ad altre città, però non vi devo spiegare nulla da questo punto di vista, ecco. Ci sta assolutamente. Possiamo aspettare nuovi investitori, ma l'idea è quello. Cioè, io credo che anche questo discorso ma ne avevamo parlato molto tempo fa, anche di questo, perché certamente uno stadio attivo, uno stadio moderno, uno stadio con tutta una serie anche di attrazioni, no? Perché vi ricordate, no? Museo, albergo e quant'altro, è chiaro che in una fase storica come questa, in cui tante realtà di investitori stranieri stanno guardando con interesse sia l'Italia, ma soprattutto in generale un po' il calcio europeo, è chiaro che Cagliari poi si iscrive a quella lista in maniera chiara e netta. E Giulini ha sempre detto di valutare l'inserimento di nuovi, o meglio, l'ingresso di nuovi possibili soci all'interno della compagine societaria. Evidentemente finora non è mai arrivato nessuno cioè con le carte in regola, ecco, per convincere Giulini a cedere una parte delle sue quote, ma l'obiettivo è quello, cioè stile Atalanta con i percassi, no? Giusto per fare un esempio che tutti facilmente conosciamo e possiamo riconoscere, in cui i percassi hanno una quota di minoranza, ma continuano a detenere il controllo dal punto di vista sportivo del club, con una serie di investitori, il famoso Steven Pagliuca, tanto per fare un nome, che dentro il Boston Celtics, dentro mi pare il Liverpool, o comunque insomma una delle società dei top club europei, mi pare che sia il Liverpool, però poi magari controllate e ditemi. E niente, per quello che mi stai scrivendo, Luca, non so nulla, io non ho preso accordi con nessuno, quindi non so sinceramente, non ho notizie su questo. In UEFA non ne trovano hooligans avanzati. Infatti volevo ritornare a quello. In un'isola come nel 90 aiuterebbe. Esatto, Germania, Olanda. Chissà, però bisogna effettivamente sperare che questo tipo appunto di situazione, ovvero la creazione del nuovo stadio sia effettivamente poi qualcosa di fattibile, ecco. Io dico, giorno dopo giorno, mese dopo mese, settimana dopo settimana, si stanno appianando sempre più gli ostacoli, quelli che il sistema in qualche modo, quindi sistema amministrativo, sistema politico e quant'altro, ha disseminato un po' per tutto il percorso. Ora resta il grosso vero ostacolo, ripeto, che in questo caso poco c'entra con il sistema, ovvero l'argent, cioè il discorso dei
dei soldi, cioè, che poi in realtà ci sono i 50 della regione, i 10 del comune che servono per la demolizione del vecchio Sant'Elia, c'è l'investimento del privato e quello che dicevo io prima, no? Cioè il delta, che poi è rappresentato da quelli che sono quello che è stato l'aggravio dei costi delle materie prime, le guerre, la situazione internazionale e quant'altro, che insomma sarà, io credo, intorno oramai al 30-40% in più rispetto a quella che era la situazione originale, quindi sì. Insomma va sempre capito, ecco, anche poi quella che è la situazione che si viene a creare. Vedremo. Abbiamo il nostro primo ospite che ha raggiunto? Sì, lo facciamo entrare. Al nostro, per la seconda settimana di fila abbiamo l'MVP sardo della settimana, che questa settimana è Gigi Cabriolu dell'Esperia Olimpia Cagliari. Benvenuto Gigi, come stai? Buongiorno, grazie mille a tutti per l'invito. Sto benissimo, grazie, benissimo. È stata una settimana particolare. Una botta di celebrità che insomma fa sempre piacere, no? Assolutamente sì, è stato incredibile il successo che ha avuto questa botta di puntini, diciamo, di fortuna, che è arrivata con la condivisione della giornata tipo, che è una pagina che penso che ogni cestista italiano segua, quindi una figata, ecco, no? Bellissima. Ci credo. Allora, cerchiamo un po' di contestualizzare per chi non sapesse cosa è successo in questo weekend. Sabato l'Esperia gioca al Palapirastu contro Nuovo Basket Aquilano, l'Aquila, insomma, chiamiamolo come vogliamo, però tanto per capirci, terza vittoria su 3 in gare. Si è frizzato nel frattempo. Così, sparito. Dicevo, terza vittoria su 3 gare interne per la squadra di Federico Manca, e all'interno di questa partita c'è questa meraviglia del nostro Gigi Cabriolu che vediamo, ecco qua, un tiro, tu l'hai definito un colpo di fortuna, perché insomma, quando poi si fa canestro, da quanti metri sono lì? 9 e mezzo, 10 di più, no, anzi di più, perché dietro la metà campo, quindi sono molti più metri. Tu la chiami fortuna, però bisogna anche avercela l'idea di farla questa cosa. Sì, infatti. Sì, assolutamente. La mia idea ovviamente era quella di evitare l'infrazione di campo. Poi nel momento in cui mi sono girato, non so cosa mi sia passato per la testa, ho lanciato la palla così ed è entrata. Quindi. Bellissimo. La cosa più bella, se riusciamo a vedere, è questa ragazza che si alza a un certo punto e si mette le mani in testa della serie. Ma a che cosa ho assistito? Sì. Che cosa ho visto in questa partita? Tra l'altro balla anche la telecamera che riprende l'azione. È chiaro, insomma, la giornata tipo è un megafono bello importante, no? Anche su questa anche in questa situazione, però ecco, diciamo che al di là di quella che è stato questa viralità dovuta a questo canestro, quello che è importante quest'anno, Gigi, è il fatto che l'Esperia è tornata al Palapirastu, 3 vittorie interne, fuori casa ancora non siete riusciti a trovare la formula giusta, però sappiamo anche quanto sia complesso, no? il campionato che vi attende. Sì, assolutamente. Allora, tornare al Palapirastu è stato un grandissimo sforzo da parte della società, a cui stava puntando già da qualche anno, c'era già in progetto. Quindi rientrare al Palapirastu, trovare tutto questo pubblico, perché in queste 3 partite in casa il pubblico è stato eccezionale, per noi giocatori è un'emozione, un'esperienza unica. D'altro canto in trasferta stiamo faticando, come abbiamo sempre fatto in realtà, eccezione fatta l'anno scorso in cui abbiamo trovato in continuità anche fuori. È un percorso lungo perché comunque abbiamo cambiato qualche giocatore importante a livello di rotazione, quindi
Piano piano stiamo cercando di trovare la soluzione anche per le partite in trasferta, speriamo già da domenica. Sì, tra l'altro poi ne parlavamo qualche settimana fa quando è venuto Federico qui ospite, siete senza Giordano che definirlo top player per la categoria forse è addirittura riduttivo per quanto sia forte l'argentino, però è chiaro che senza un giocatore di quella portata per tutto l'inizio del campionato sicuramente non è facile, però l'ultima partita 28 punti di Gianluca Frattoni, che è un altro dei nuovi acquisti che si sta lentamente ambientando sempre più, no? Sì, assolutamente. Gianlu piano piano sta crescendo, è comunque un ragazzo giovane che ha 21 anni. Gli abbiamo dato in mano la squadra e partita dopo partita sta migliorando. Quest'ultima partita in casa è stato eccezionale, ha segnato canestri incredibili, ha sfruttato le sue caratteristiche da penetratore ma anche da tiratore dal perimetro. In più abbiamo Ivan, un altro ragazzo che è arrivato quest'anno, fortissimo, che ha bisogno anche lui di entrare bene nel sistema della squadra, che è particolare, non è un sistema classico, quindi piano piano anche lui sta ambientando. E poi soprattutto quello che dicevamo anche con Coach Manca, io ho assistito alla prima partita che avete giocato al Palapira sul ritorno a casa, una partita, poi potrai dire tu, no? Con Federico dicevamo forse la più brutta che abbiamo giocato negli ultimi 4 anni perché effettivamente chi ha assistito, chi conosce le potenzialità dell'Esperia Olimpia, vedere certe situazioni era un po' così, però effettivamente poi è arrivata la vittoria, che era l'unica cosa che conta, fammi dire, in questi casi, ed è quello che forse vi ha dato anche un po' di consapevolezza in più per questo inizio di stagione. Aggiungo, nel momento decisivo del match, fuori i Batiam, fuori Potti e Morgillo, fuori Frattoni, dentro il quintetto sardo, dentro il quintetto di ragazzi cresciuti, no? A pane pallacanestro a Cagliari, e insomma, tu, Picciau, Locci, Pili, Tocco, Manca, insomma, si è vista l'anima vera di questa squadra. Sì, è fondamentale, diciamo. Io ne faccio parte, quindi sono tifo per la parte sarda, assolutamente. È fondamentale perché comunque siamo una squadra, quindi abbiamo bisogno di tutti. I ragazzi sardi sono dei ragazzi che conoscono bene il sistema, quindi i momenti, per esempio, la prima partita contro Benevento, in cui eravamo in difficoltà, il coach ha deciso di optare per la vecchia guardia, sapendo che è collaudata e tutto, quindi sa benissimo le nostre capacità, le nostre qualità. Noi siamo ovviamente a disposizione del coach, quindi sì, il gruppo sardo è fondamentale, come tutti. Stiamo avendo questo assist abbastanza clamoroso da parte di Riccardo Picciau, che tra l'altro nella prima partita contro Benevento, nel momento più caldo si è acceso lui e si è acceso il palazzetto. È un po' il vostro trascinatore in qualche modo. Sì, Ricky è un trascinatore a livello di energia, di esplosività, con questo passaggio fantastico, carica tutto il pubblico, lui si carica. Sì, quando Ricky è in palla la squadra gira molto meglio, è fondamentale per la squadra, sì. Oltre a essere un grande cantante, ma questo è un altro discorso, prima o poi lo inviteremo a Buongiorno 131, sì. Buongiorno 131 e gli chiederemo conto anche di questo, perché io c'ero alla presentazione della squadra alle terrazze di Calamosca, momento karaoke immancabile, con tutti ha preso i la compagni, scena. accendino, telefonini, vabbè, questo dimostra anche lo spirito di squadra. Il sindaco gli ha chiesto di
di partecipare per l'evento di Capodanno, Special guest. Special guest, sì, sì. Possiamo dire che il sindaco gli ha chiesto Grandissimo. l'autografo prima di chiedergli L'autografo. poi la possibilità anche di suonare a Capodanno. Luca, prima delle mie ultime Allora, domande. ci sono tante domande, Gigi, nel senso che allora, la prima è bilancizio, dice risolviamo subito il dubbio, tiro cercato o trovato? Dire cercato cioè, non sarebbe veritiero. Cercare un canestro così non Cioè, penso sia possibile. Pensarlo proprio. Ovviamente lanciarla verso il canestro è stata quella l'idea, quindi una via di mezzo. ci sta. Invece il nostro Faccia dice, mamma mia che canestro che hai fatto, spettacolare. Aspetta, E il nostro Gianluca dice, l'unica domanda da fare è, hai eh, pestato la linea di centrocampo o no? Era infrazione? Questo... no, no, assolutamente no, non l'ho pestato. È un grosso dibattito, sì. Non c'è il VAR? Non c'è il VAR, quindi canestro buono, canestro buono. No, tra l'altro c'era Ci il sta, post anche, grande. dell'Esperia che, aspetta, vediamo se lo recuperiamo, quello sul tuo problema alla spalla, perché tu qualche settimana fa avevi avuto un problema alla spalla, giusto? Sì, sì, esatto. Un Vediamo. problema Eccolo infinito con qua. le spalle, in realtà. Ah Quindi sì, è una roba che ti ormai trascini da trascino tempo. da anni, sì, sì, quindi purtroppo è stato un mio grandissimo Eccolo qua. problema. Eh. Eccolo qua. Non Sì, bellissima, diciamo, non bellissima, no, no, no. però È dà una... ancora più valore, no? Al canestro di sabato. Sì, per fortuna era È l'altra spalla, l'altra, è l'altra. altrimenti No, non so altrimenti come la spalla sarebbe uscita avrei chiesto direttamente. il cambio Beh, no, certo, immediatamente, questo esatto. sì, questo è evidente, però dico, Giacomo, io anche con l'altra spalla allussata non sarei riuscito a Ah beh, farlo, quindi a figurati io. prescindere da tutto, sarei rimasto seduto, bello comodo, col ghiaccio sulla spalla dolorante. No, ti chiedo Gigi, cosa vi dà Federico, cioè coach Manca? Perché tu hai detto, ci conosciamo da tempo, c'è un grande spirito di squadra, sicuramente lavorare da tempo appunto con lo stesso allenatore, con lo stesso coach, porta tutta una serie di benefici, soprattutto a livello di intesa, no? Perché lui sa cosa aspettarsi da voi e voi sapete cosa lui vi chiede. Sì, assolutamente. Ormai sono 4-5 anni che, bene o male, questo gruppo gioca a disposizione del coach. Quindi il sistema del coach lo conosciamo bene, quello che ci chiede il coach, in che punti dobbiamo cercare magari dove è il nostro focus in attacco, come deve essere la nostra difesa, tanti dettagli che ci chiede e noi siamo rodati ormai, quindi anche non so, a inizio stagione è il nostro compito aiutare il coach a far ambientare i ragazzi di fuori, a fargli capire magari dove è un vantaggio, a cosa serve un determinato schema. Quindi la nostra fortuna è quello di avere da 4-5 anni lo stesso sistema di gioco che ogni anno cerchiamo di evolvere e quindi abbiamo questa fortuna nel senso di essere preparati alle richieste del coach. Quanto vi sta dando anche Cagliari, cioè la risposta dal palazzetto? Prima partita 1000 persone, oltre 1000 persone, ma anche nelle altre gare interne c'è stata una bella risposta di pubblico, certo ancora non da riempire il palazzetto, ma conosciamo un po' anche la pigrizia dei cagliaritani, quindi serve un po' di tempo da quel punto di vista. Ovviamente una battuta da cagliaritano, me lo posso permettere, però effettivamente si è sempre detto quanto la città avesse voglia di tornare a vivere la pallacanestro e farlo senza nulla togliere alla Fortino, alla palestra dell'Esperia, che ben conosciamo, farlo al Palapirastu chiaramente ha un significato maggiore. Ecco, quanto vi sta dando la città, ma ti chiedo anche quanto sia complicato giocare al palazzetto, perché Federico ci diceva l'altra volta palazzetto bellissimo, noi giochiamo meglio, ma giocano meglio anche gli avversari, quindi è sempre un dare avere che bisogna tenere in mente. Sì, giocano meglio ovviamente perché il calore che dava all'Esperia, essendo un palazzetto più piccolo, sempre pieno, il rumore che faceva il pubblico
è incredibile. Però giocare qua al palazzetto per noi, prima partita si è visto l'emozione, tornare in un palazzetto così grande, vedere comunque così tanta gente, perché non era un'incognita vedere, sapere quanta gente sarebbe venuta a vederci. Eh, quindi vedere questa risposta per noi è una carica incredibile. Anche l'ultima partita che c'era in concomitanza il Cagliari, comunque il pubblico era importante, quindi vuol dire che la città sta rispondendo bene, noi stiamo provando a dare il massimo, in casa stiamo andando bene, quindi vuol dire che il Palapirastu sta funzionando. Sì, obiettivo invertire la rotta in trasferta, Gigi, credo che questo sia, lo diceva già a suo tempo anche Federico, e lo dite anche voi, i numeri parlano appunto di 3 vittorie in casa, 3 vittorie in trasferta, per una squadra che vuole provare a fare qualcosa di importante in questa serie interregionale, è chiaro che serve fare punti anche fuori di casa. La verità però è che forse ancora più che l'anno scorso, quest'anno il girone è il girone della morte. Ci sono un paio di trasferte Campania, cioè, hanno messo quest'anno la Campania nel nostro girone, trasferte lunghe, l'ultima a Marigliano è stata infinita, con partenza per Roma, poi Pullman, ci sono stati vari problemi durante la trasferta, quindi siamo arrivati, non dico giusti per la partita, ma quasi. E poi si è visto in partita, abbiamo retto i primi 2 quarti giocando anche un buon basket a mio parere, poi piano piano ci siamo spenti e loro sono stati più bravi di noi. Adesso abbiamo Viterbo che non è semplicissima come trasferta a livello di logistico, ma un po' più semplice rispetto a una trasferta a Campana. Storicamente è un campo in cui non abbiamo mai vinto, quindi sarà importante, sarà il nostro obiettivo rompere questa maledizione. Assolutamente. E poi, lo dicevamo qualche tempo fa, si torna anche a fare il derby in Sardegna, perché con Sennori una bella cosa, diciamolo, perché insomma effettivamente oramai noi eravamo rimasti ai derby storici di anni e anni fa, quando forse tu non eri neanche nato, caro Gigi, però insomma No, mi sa di no. serviva anche proprio da sprone in generale, secondo me, per la pallacanestro isolana, anche se non è partita non bene, ma paga lo scotto dell'adattamento alla categoria, perché insomma la Serie C regionale è un altro mondo, ovviamente, banalmente anche soltanto col discorso delle trasferte che facevi tu prima. Quanti aspetti dai cugini? Dai cugini mi aspettavo questo, ovvero partite tutte combattute, perché anche contro Avellino, che dovrebbe essere anche se ha perso l'ultima partita, dovrebbe essere la squadra più forte del campionato, a inizio quarto quarto Sennori stava sopra, poi l'ultimo quarto sono crollati, quindi stanno giocando ogni partita, stanno adattando, quindi sono sicuro che piano piano cresceranno. Avranno a breve qualche scontro diretto appunto per la salvezza e sono convinto che inizieranno a vincere. Sono convinto, ho visto qualche loro partita e non meritano di essere a 0 punti. Cioè, stanno raccogliendo meno di quello che effettivamente poi Sì, anche meriterebbero. contro Viterbo hanno perso lo scadere, quindi partite proprio giocate punto a punto che negli ultimi minuti non sono riusciti ad acchiappare. Prima di salutarti, Renato ti chiede quando rientra Giordano. È la domanda che fanno tutti, non c'è una data, Non non si c'è una sa. data ancora. No, Non no, si sta sa ancora. riprendendo piano piano, ha fatto un intervento particolare, Sì. non vogliamo forzarlo, quindi appena lo staff medico lo valuterà pronto, lui rientrerà in campo, però non c'è ancora una data. Molto bene, ma tu oltre il basket hai altre passioni sportive? Seguo il calcio, in realtà seguo un po' tutto perché seguo il tennis, seguo il ciclismo, grosso fan del ciclismo, quindi sì, un po' di tutto Grande! seguo.
Questa è un'ottima Sì, sì. notizia per il nostro Matteo Porco. Non so se lo sapesse già, però chi è il tuo ciclista preferito? Penso quello un po' di tutti, il più spettacolare è Pogacar, però Vabbè. lo stesso Tolto mi piace Pogacar, molto. diciamo così. Sono un gran fan di Evenepoel per il suo modo Ecco. di porsi, molto arrogante. Mi piace. il buon Remco Evenepoel. Va bene, invece Buon calcio? Fantacalcio? Fantacalcio Giochi? sì, assolutamente. Il gruppo storico, Mm. quindi sì. Siamo secondi in classifica, il primo però troppo più forte. Ah sì, è così. Sì. Sa di No. lacrima questa, però. Esattamente. La vecchia tattica, la vecchia tattica. Funziona Funziona. sempre, Esatto. funziona sempre. Allora, Gianluca Bullo dice: prima avevo Kerry come idolo, ora dopo questo è il ciclismo, il mio idolo è Cabriolu. E invece Jeff Geppo, campione del passato, ma intendi Jeff del ciclismo o del basket? Dicili tutti e due, dai. Ciclista del passato preferito Vabbè, e idolo della pallacanestro. del ciclismo io sono cresciuto con Nibali e poi c'è stato il periodo di Fabio Aru che è di Villacidro come mio nonno, quindi mi sentivo un po' più vicino a Fabio. Nel basket, in realtà proprio un idolo unico non l'ho mai avuto, ho sempre seguito ovviamente l'NBA da ragazzino e quindi avevo i miei giocatori che però erano vari, quindi da ogni giocatore provavo a rubare qualcosa per quanto potessi. Invece modello, magari nel basket italiano c'è uno che dici, ecco, lui mi assomiglia, cioè penso di assomigliare a lui. Anche di oggi, non necessariamente del passato. No, sinceramente no, non te lo saprei dire uno. Non seguo tantissimo il basket, devo essere sincero. Seguo tanti sport, ma il basket non particolarmente, a parte l'NBA, però dirti un giocatore NBA a cui sarebbe... Sono tanti. Esatto. Va bene, Gigi. Allora, intanto grazie per essere venuto ospite questa mattina da noi. Ci vediamo, Grazie. spero, presto al palazzetto. In bocca al lupo per il resto della stagione. E, insomma, il prossimo video, il prossimo canestro virale. Insomma, vediamo di arrivare, lo so, Sky. Sky, esatto. Sky. Proviamo a mettere una buona parola per te, va bene? Grazie mille per l'invito, è stato un piacere. Grazie a Gigi giornata. Cabriolo dell'Espero Olimpia Cagliari. A presto. Ciao ragazzi. Ciao Gigi. Ciao Gigi. Ciao. Eccoci qua. Eccoci qua. Una bella chiacchierata. Comunque, vabbè, Dimmi. no, te la dico dopo, non te la dico in diretta, te la dico dopo. Mi è venuta un'idea. Ti è venuta un'idea? Vabbè. Sì, poi te la dico. Come la dici? Vabbè, devo avere paura. No, che paura. Non lo so. No, è un'idea perché se ogni tanto Ogni tanto penso anch'io. i criceti No, corrono. Ogni tanto... Lo penso anch'io. Comunque è curiosa questa roba, no? Cioè, gioco a basket, ma non seguo il basket tolta l'NBA. Curioso, no? Sì, ci sta. Curiosa questa cosa. Magari segue il livello, vabbè, l'NBA, diciamo il top del top. Beh, comunque ci sono diversi, magari non sono sportivi, però c'è chi segue solo i mondiali, ad esempio. No, io seguo vabbè, solo ma i ci mondiali, europei. Ma Ci ci può sta. stare. Sì, ci sta. No, la cosa bella è che dopo aver innalzato il livello della trasmissione con Gigi Cabriolo, l'Esperia, queste cose qui, siamo costretti a riospitare Davide Moi, responsabile del settore giovanile della Costa Orientale Sarda. Ciao Davidone, come stai? Ciao Francia, ciao ragazzi. Ciao Davide. Come Ovviamente andiamo? lo dico perché siamo a distanza, quindi non è che... insomma, Quindi- se no sarei stato più clemente. Allora, con Davide Moi, che ricordate, insomma, è stato il secondo giorno di trasmissione, sei stato il nostro sì. ospite, Davide, Sì, sì. con Jack De Martis, è passata qualche settimana, avevamo detto, no, ci eravamo ripromessi che ti avremmo rinvitato per parlare un po' delle attività del settore giovanile della Costa Orientale Sarda. Oggi mi sembra il giorno migliore, più giusto per ospitarti, perché da oggi parte la 3 giorni di eventi con Stefano Bonaccorso del settore giovanile dell'Atalanta. Ricordiamo Costa Orientale Sarda e Atalanta
o meglio, Costa Interessata fa parte dell'Academy, della Dea Academy, quindi dell'Academy dell'Atalanta, e oggi c'è questa, cioè oggi inizia questa 3 giorni abbastanza intensa, perché stavo guardando il programma, Davide. Bello intenso. Non vi siete risparmiati a livello di impegno tra campo, scuole. Raccontaci un po' quello che saranno questa 3 giorni. Allora, sì, come hai detto tu, diciamo che un weekend, un fine settimana parecchio impegnativo, dai, però un fine settimana che regalerà sicuramente tante soddisfazioni al COS, soprattutto a livello di esperienza dei nostri ragazzi. Oggi sì, arrivano da Bergamo, arriva Stefano Bonaccorso, come hai detto tu è responsabile dell'attività di base dell'Atalanta, un personaggio storico per quanto riguarda il calcio italiano per il settore giovanile, nonché docente a Coverciano per il patentino di allenatori. Rappresenta un totem del settore giovanile, dunque abbiamo l'onore di ospitarlo per questa 3 giorni con noi a Barisardo. Come dicevi prima, è una settimana parecchio articolata, dove ci occuperemo sia di campo, ma soprattutto anche di scuola. È un argomento a cui noi teniamo tantissimo, perché dalla scuola partono tante cose, no? Parte soprattutto l'educazione dei ragazzi, parte l'applicazione, i sacrifici a cui i ragazzi devono essere pronti al giorno d'oggi. Tante volte noi li critichiamo, ma alla fine dobbiamo prepararli noi in prima persona nell'affrontare al meglio quali sono sia le attività sportive che gli impegni in generale, e soprattutto cercare di educarli in un prossimo inserimento nel mondo del lavoro, perché sappiamo benissimo che non tutti diventeranno calciatori, ma siamo sicuri che tutti diventeranno cittadini del mondo, e dunque cerchiamo di dare delle regole precise. Questa settimana ci avvaliamo anche dell'appoggio della Dea Academy. Noi da quest'anno siamo diventati una società affiliata alla squadra bergamasca, ci riempie di orgoglio e soddisfazione per questo, e saranno proprio loro, come nella loro metodologia, a indirizzarci anche quali sono le nostre pecche, che ovviamente ci abbiamo, e quali sono i nostri vantaggi, che sicuramente cercheremo di mettere in luce. Domani andremo a far visita al liceo scientifico sportivo di Lanusei, dove avremo il piacere di parlare alle scuole superiori, e poi ci divideremo in campo sempre col tecnico Boracorso per degli allenamenti che saranno sia molto utili per i ragazzi, ma soprattutto anche per noi tecnici, in modo da cercare di rubare le idee della metodologia di questa squadra che sta segnando quali sono veramente le cose importanti nel settore giovanile, perché ogni anno è protagonista in ogni categoria dei campionati nostri italiani, e dunque abbiamo cercato di affiliarci al meglio che l'Italia potesse offrire, e la società bergamasca rispetta al meglio queste cose qua. Ecco, le aspettative anche di questa partnership sono proprio quelle di, immagino, crescere col giusto ritmo, perché comunque l'Atalanta, hai detto bene, è un'eccellenza totale del calcio italiano in generale, ma soprattutto per anni lo è stata principalmente per quello giovanile, quando la prima squadra ancora non aveva raggiunto i livelli recenti. Ma va detto che se la prima squadra ha raggiunto i livelli recenti, molto lo deve al suo settore giovanile. Ieri si parlava, Davide, parlando di Cagliari, Bologna, insomma, società che in questo momento magari non sono a livello di blasone, a livello di storia, a livello delle top, delle big del campionato italiano, ma che negli ultimi anni si sono ritagliate il proprio spazio anche nelle coppe europee. Pensiamo appunto alla vittoria dell'Europa League dell'Atalanta di Gasperini 2 anni fa, giusto per fare un esempio. Effettivamente quello che ha saputo fare l'Atalanta, ovvero valorizzare il prodotto del suo territorio, e lo stiamo vedendo anche quest'anno, banalmente, l'abbiamo visto l'anno scorso con Zortea e Piccoli, quest'anno lo stiamo rivedendo con Palestra, giocatore dell'Atalanta, che non a caso l'Atalanta non ha voluto dare, se non in prestito secco, al Cagliari. Ecco, l'obiettivo, Davide, è crescere tanti Palestra, però nel territorio della Costa Orientale Sarda.
Guarda, noi abbiamo scelto Atalanta anche per questo motivo qua. Per noi il settore giovanile rimane al centro del progetto della Costa Orientale Sarda. 2 settimane fa è esordito un altro portiere 2008, Ettore Loddo, che rappresenta un fiore all'occhiello del nostro settore giovanile. Il fatto di aver esordito in casa del Trastevere, prima in classifica, vuol dire che Francesco Loi è pronto a fare giocare i giovani quando sono pronti. Noi sicuramente temiamo di lanciare i nuovi palestri. C'è qualche problema? Sì, c'è qualche problema di connessione. Qualche problema di audio, tanto per cambiare. Sì. O forse l'hanno Tutto chiamato. quello che sta dimostrando. No. Ti abbiamo Noi- perso, Davide. Ti abbiamo perso. Di poter capire come dare. Lo recuperiamo. Aspetta che gli scrivo. Sì, perché lui sta andando avanti. Però insomma, effettivamente, al netto di quello che ci diceva Davide, effettivamente l'esempio dell'Atalanta è abbastanza paradigmatico per il settore, per la crescita di un settore giovanile, anche di una squadra, di una società ambiziosa come lo è la Costa Orientale Sarda, che tra l'altro poi adesso, come recupereremo Davide, insomma, ci faremo dire anche quello che è il rendimento un po' in questo inizio di stagione. Molto bene le squadre giallo-blu nei vari campionati giovanili regionali, e anche questo comunque non è banale, soprattutto se si pensa che il settore giovanile ha di fatto 1 anno e mezzo di vita, insomma, da parte per quanto riguarda Vuol dire che il stanno COS. lavorando bene, che non è scontato. Esatto, che c'è tanta voglia di fare bene in un territorio che potenzialmente è vastissimo, perché appunto abbraccia sia il Sarabus che l'Ogliastra, e appunto non è, anche a livello di strutture negli ultimi anni stanno migliorando un po' la situazione generale. Si parlava prima di Barissardo, che è appunto l'impianto sportivo che da quest'anno è in gestione al COS. Vediamo Davide, eccolo. Eccomi. Ci sei? Sentiamo un po' di fruscio. C'è un po' di fruscio. Sì, sente un fruscio, però non hai gli auricolari. Qui non No, non ha gli auricolari. Proprio No, forse perché non ha gli auricolari, probabilmente è per quello. Aspetta, Vedere un po'. Allora, io nel frattempo non so se ci vuoi ripetere le tabelline. Allora, uno per assalti. No, vabbè. 7 per 6. Non voglio dirti niente, la settimana scorsa, vabbè. Mia figlia Vediamo ha un po'. un numero. Eccomi. Vediamo. Perfetto, Ora va benissimo, meglio. va benissimo. Era la macchina che schermava, Davide, evidentemente. Allora, ti abbiamo perso quando stavi raccontando un po', stavi rispondendo alla mia domanda, quella sulla formazione di tanti nuovi palestra, cioè palestra all'esempio, tanto per dire, però insomma l'idea è quella comunque di formare giocatori per poi la prima squadra del COS. Hai fatto l'esempio di Ettore Loddo, ma non è né il primo né l'ultimo e né l'unico soprattutto. No, assolutamente. L'obiettivo COS è sempre quello di cercare di crearci nel nostro pacchetto under in questo momento. L'obiettivo è quello di cercare di portarli tutti dal settore giovanile, no? In modo da dare un senso e anche essere coerenti nelle parole che si dicono, perché si può sempre dire che si sposano progetti, tante idee belle, e poi alla fine si dimostra il contrario. Invece credo che la società in primis sta dimostrando che invece questi giovani del territorio nostri, considerando sempre la nostra fetta di Sardegna, qual è il Sarabus e l'Ogliastra, che rappresentano 2 zone che fondamentalmente poco abitate, stiamo tirando fuori veramente qualcosa di eccezionale. Okay. A livello giovanile i risultati poi parlano chiaro, anche se sarebbero l'ultima cosa da vedere. Siamo primi in classifica con gli allievi, con i giovanissimi, la Juniores farà il campionato nazionale, dunque
Dunque siamo molto contenti. Conta che siamo partiti, sembra che la Costa Orientale Sarda sia partita 10 anni fa, quando invece questo è il quarto anno che noi facciamo settore giovanile, dunque si parla di risultati straordinari, ma questo devo ringraziare chi mi affianca, Fabrizio Ruzzo in primis, famosissimo in Sardegna per ciò che ha dato al Cagliari a livello giovanile, e soprattutto a quei dirigenti che ci mettono veramente, facendo del sociale qualcosa che magari la società non riescono neanche a potersi permettere, però grazie a queste persone noi andiamo avanti e cerchiamo veramente di tirare il meglio fuori dai nostri ragazzi. Certo, poi vincere aiuta, Davide, no? Perché Sì, crea, sì. crea entusiasmo. Poi è chiaro che nel settore giovanile non deve essere l'obiettivo principale, però è la benzina, no? Che fa andare anche più forte poi nel resto della settimana soprattutto. Hai detto quello che succederà in questi 3 giorni, in questa 3 giorni con Stefano Bonaccorso. Ci sono, immagino, anche altri appuntamenti in calendario da qui a fine stagione con gli istruttori della The Academy. Sì, loro torneranno in maniera assidua nel nostro territorio. Noi da parte nostra, anche se non dovessero venire loro, abbiamo in mente di girare per le scuole del territorio per cercare di non lasciare soltanto il calcio come pallone, ma deve essere anche un mezzo per cercare di insegnare tante cose ai ragazzi. Il calcio non è soltanto quello che si vede in TV, ma ci sono altri 6 giorni della settimana dove ci sono tanti sacrifici, e questi devono sicuramente insegnare e istruire i nostri giovani che nella vita non tutto è semplice, chi arriva a fare determinati campionati perché alle spalle ha tantissimi sacrifici, e noi vogliamo andare nelle scuole a cercare di sensibilizzare queste cose, fair play, l'abbandono del calcio a livello giovanile. Dunque la nostra deve essere anche un obiettivo extracampo, abbiamo in mente di fare tutto ciò, è una cosa sposata totalmente dalla società. Assolutamente. Davide, ovviamente non si può non chiedere, non fare un riferimento anche alla prima squadra, alla Serie D, quindi un buon inizio di campionato, mi sembra di poter dire, per la squadra di Francesco Loi. Domenica è arrivata la beffa all'ultimo minuto col Monte Spaccato. Tra l'altro il mister non l'ha presa benissimo nei commenti post partita, insomma è stato un po' tranchant, però ecco, mi sembra che la risposta della squadra, della società, del gruppo di fatto a quella che è stata poi la dolorosa retrocessione dell'anno scorso, mi sembra che sia quella che va nella direzione giusta, no? Allora, del cammino della prima squadra siamo totalmente soddisfatti, dai, è giusto che il mister ovviamente dopo la partita un po' ci sia rimasto male, no? Soprattutto per come è arrivata. Certo. Basti pensare che con questi 2 punti eri quarto in classifica, adesso guardandola sembra che sia tutto complicato, quando invece con un po' più di attenzione, un po' più di malizia, a quest'ora parlavi totalmente di un altro campionato, di un campionato soddisfacente al 100%. È normale, ci sarà da lottare, ci sarà veramente da soffrire fino alla fine, perché la Serie D è un campionato complicato. L'unica cosa che posso dirti in questo momento è che sono contento per noi, ma sono contento anche per le altre squadre sarde che stanno veramente dando filo da torcere a tutti quanti. Gli altri anni, come l'anno scorso, magari eravamo più abituati a vederle lottare nella zona di bassa classifica, quando invece quest'anno il piazzamento è tutt'altro che degno. Sì, tra l'altro mi viene da dire, Davide, lezione imparata, nel senso che visto come è andato l'anno scorso, proprio in generale c'è la risposta di tutte le sarde, non solo del COS, il COS in primis, ma un po' anche tutte le altre, no? Cioè, visto lo spavento dell'anno scorso, forse quest'anno è il caso, no, di partire meglio, e si vede, perché poi siete tutte insieme, cioè, Esatto. notare, siete tutte in 4 punti, cioè la metà classifica parla sardo, dal Budone al Monastir in Sì. questo E rammarico momento. sono questi 2 punti persi domenica, perché con quei 2 punti tu Certo, eri quarto in classifica e parlavi di una stagione stratosferica al momento. certo. Va bene, Davide, passaggio rapidissimo sul Cagliari, terza sosta di inizio stagione, 10 punti in 11 partite, il pareggio di Como che lascia sensazioni positive nell'ambiente. Come vedi il prosieguo della stagione? Cioè, nel senso, dopo la sosta Genoa e poi Juve, Roma, Atalanta,
Come vedi il Cagliari? Purtroppo la salvezza il Cagliari se la deve conquistare in casa, non c'è niente da fare. Il rammarico sono i punti persi nelle mura amiche. Okay? Andare a pareggiare a Como ovviamente è un risultato straordinario, okay? Ma i punti col Bologna magari qualcosa si poteva fare sicuramente di più. Le trasferte che ci sono sulla carta sono proibitive. Il Cagliari ha la fortuna di avere sempre uno stadio pieno, un pubblico che ti spinge fino alla fine. Bisogna cercare di sfruttare questo, perché ovviamente la marcia del Cagliari si è rallentata un attimo quando è coinciso l'infortunio di Belotti. Avere un giocatore del genere in campo e avere Borrelli come alternativa è un discorso. Borrelli come prima punta iniziale, fai fatica durante la gara poi ad avere alternative all'altezza della Serie A, perché qua parliamo di Serie A, ragazzi. Dunque livello altissimo, squadre agguerrite, squadre organizzate, il Genoa ha cambiato allenatore. Quando si torna da una sosta non è mai semplice, no? Ma sia per il Cagliari ma sia per chi devi incontrare. Dunque mi aspetto delle sorprese, ovviamente, però i rossoblù sono sempre i rossoblù, qualcosa se la inventano sempre. Con questa battuta di ottimismo da parte di Davide Moi lo lasciamo, perché ripeto saranno 3 giorni importanti per il settore giovanile del COS, e tra l'altro proprio da stasera inizia, no Davide, tutto l'ambaradan, oggi, domani e dopodomani, quindi davvero intanto complimenti per l'ottima iniziativa e in bocca al lupo chiaramente per il resto Crepi, della ragazzi, stagione, anche per grazie il mille settore dell'invito. giovanile. Grazie a Davide Moi, Grazie. ci vediamo Buona presto giornata. Davide. Ciao Buona ragazzi, giornata. bocca al lupo. Davide. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ovviamente ringraziamo il COS per la disponibilità. Ci tenevo particolarmente, ecco, a dare spazio a questa iniziativa, perché, ripeto, Molto interessante. sai quanto noi sui giovani Sì. puntiamo, quanto ci interessa mettere in luce le cose belle, non soltanto le cose brutte, che purtroppo ci sono e il nostro mestiere ci impone di raccontarle, però anche quando ci sono cose belle, ecco. Un po' quello che dicevamo l'altro giorno, no? Cioè che a noi piacerebbe raccontare sempre solo vittorie, certo, perché poi alla sì. fine è più divertente e le sensazioni sono sicuramente migliori. Detto ciò, C'ho detto. caro LDL, ci ho detto, allora 2 cose, una C'ho- comunicazione di servizio importante per chi ci attenzione. sta seguendo e in Ok. generale per tutti gli utenti. Nelle prossime ore, cioè fondamentalmente da come finiamo questa diretta, il nostro sito, quindi 131.com, sarà in manutenzione perché ci sarà il passaggio alla nuova veste grafica. Finalmente un passo in avanti che stavamo aspettando da 3-4 anni personalmente, io, che grazie ai ragazzi di HB Agency di Sassari siamo riusciti a costruire, a ricostruire, grazie a Mario Sanna, il nostro webmaster, che è veramente impagabile il suo lavoro. E quindi, se tutto va bene, a fine mattinata ci sarà il nuovo sito di 131. Quindi questo cosa vuol dire? Che ovviamente verrà messo offline per fare la migrazione dal vecchio al nuovo sito, quindi potreste avere qualche problema di navigazione, non vi preoccupate, cioè, ecco, magari se, che so, questo pomeriggio o stasera ancora avete problemi di navigazione, segnalatecelo, chiaramente segnalatecelo sui social, quindi la posta di Instagram o la posta di Facebook fondamentalmente, o se volete scriverci anche su X, su Twitter, e quindi insomma lo facciamo oggi. Abbiamo atteso la sosta della Serie A per insomma, visto che c'è un po' più di calma in questi giorni, allora calma apparente, come dice giustamente LDL 102.5. Ci ho detto, con LDL 102.5 ci rivediamo invece stasera ore 18:30, Fanta 131 Lives. Sì,
una qualche puntata comunicazione di servizio. a cui Luca tiene particolarmente, ve lo anticipo già, portatevi l'elmetto perché vi deve mazzulare, No. preparatevi. Ci sarà solo una comunicazione Si è di anche servizio. pettinato per questo, quindi insomma, solo per fatta la pettinata Martedì vado a tagliarmi, ma questo diventerà un lungo. tagliarti le orecchie. Da bravo ragazzo. Che diceva, Va bene. diceva mamma. Esatto. Speriamo che i lavori non duri. No, vabbè, ragazzi. È solo un paio d'ore. Vedrete, stasera quando siamo in Fanta 131 c'è già il sito nuovo. Bello. Vediamo. Sì, dai. Va bene. Ok, quindi stasera alle 18:30, mi raccomando, ecco, spoileriamo giusto questo. Stasera per gli abbonati, sia di 131, ma anche di Tutto Fantacalcio, ci sarà la valutazione rose e valutazione scambi. Quindi se volete avere delle domande particolari per gli abbonati, noi saremo a disposizione. Per gli altri ci sarà magari un post come di solito, mi consigliate questo, quest'altro, senza esagerare, perché oggi inizialmente l'idea era di farla solo per gli abbonati, però giustamente è meglio aprirla a tutti, dare a tutti la possibilità comunque di iscriverci, e se poi volete darci il supporto vi diamo anche la valutazione rosa e vi aiutiamo magari anche a fare il mercato di Fanta 131. Va bene? Molto bene. Va bene? Con Caleion. Sì. Mi manca giusto il tiro di Caleion. Che Io avrei detto il conto in banca, però tu ti accontenti del tiro. Vabbè, Va bene, quello è scontato. Conto in banca. No, mi Chi piace, ne ha mi banca? piace, mi Sono piace. ancora sotto il piace. materasso. Banca La al tavolo, come si dice al nord. Esatto, la banca. Grande. Va bene. Ci vediamo stasera alle 18:30, ragazzi. Buona Addio. giornata, buon proseguimento. Ciao Fra, ciao Ovviamente a tutti. con buongiorno 131. Vabbè, lunedì prossimo. Ci vediamo chiaramente, lunedì, ecco. Lunedì Giusto. prossimo, adesso oggi è giovedì, era giusto, quindi venerdì, sabato e domenica niente. Dal lunedì inizia nuova settimana che ci porterà verso la sfida tra il Cagliari ed il Genoa. Ricordiamo, sarà l'anticipo della 12ª alle ore 15 di sabato. Che gioia. Ok? Che gioia, bellissimo. Guarda, lascia perdere. Va bene? Ci Ciao, vediamo. ragazzuoli. Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.